Buongiorno, buon inizio settimana a tutti e bentrovati con un nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave in blu. Oggi siamo a lunedì 13 marzo, Martina Riolone al microfono e vi farò compagnia con la lettura delle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali, ma andiamo subito appunto alle notizie e cominciamo con il Corriere delle Alpi. Corriere delle Alpi che dedica la prima pagina a un problema che stiamo sentendo tutti molto, che sta anche parecchio preoccupando, vale a dire il cambiamento climatico. E c'è l'annuncio di Zaia, acqua da razionalizzare, Zaia appronta l'ordinanza, la siccità incombe, il presidente dice se non piove le risorse potrebbero iniziare a scarseggiare, possibile un intervento della regione per favorire l'uso civile rispetto a quello agricolo. Nel lancio si legge che in Veneto non piove o piove poco, siccità incalzante dunque, ed ecco che da Valdobbiadene il presidente della regione Luca Zaia ha confermato che è allo studio un'ordinanza per razionare l'acqua destinandola poca che c'è all'uso civico. Non solo, il presidente ritorna sull'urgenza di sgaiare gli invasi di montagna pieni di detriti e fango anche al 30% e di concretizzare i progetti di riempimento d'acqua delle cave di pianura. Andiamo a leggere all'interno a pagina 2 e 3 poi l'approfondimento, e la foto di copertina del Corriere delle Alpi di oggi è dedicata allo stop ai nuovi impianti, ristrutturate ciò che c'è. Ci sono gli ambientalisti, nella foto appunto gli ambientalisti che manifestano sul Col di Lana, e l'approfondimento è a pagina 18. Andremo poi a vedere appunto anche questa notizia, ma leggiamo subito quello che riguarda il razionamento dell'acqua e il cambiamento climatico. Razionamento dell'acqua, titola così il Corriere delle Alpi in questo approfondimento chiamato l'ora delle decisioni. Zaia annuncia un'ordinanza a sua firma qualora, come sembra, presto non piova. Usi civili preferiti anche rispetto agli agricoli. L'approfondimento di Francesco Dalmas. In Veneto pioverà solo mercoledì di questa settimana, dopodomani, ma al più per 7 mm d'acqua. Ne servono 200 in marzo per colmare il deficit. Siccità incalzante dunque, ed ecco che da Valdobbiadene, dove si è aperta l'antica fiera di San Gregorio, il presidente della regione Luca Zaia ha confermato che allo studio c'è un'ordinanza per razionare l'acqua destinando la poca che c'è all'uso civico. E se sabato pomeriggio a Udine il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida ha promesso che saranno accelerati gli studi per desalinizzare l'acqua del mare, Zaia assicura siamo pronti, e già quest'estate potrebbero essere utilizzati i desalinatori mobili nelle situazioni di emergenza. Non solo, il presidente ritorna sull'urgenza di sghiaiare gli invasi di montagna e di concretizzare progetti di riempimento d'acqua delle cave di pianura. Vedremo cosa succederà. Intanto appunto si aspetta a vedere cosa succederà nelle prossime ore. È prevista pioggia solo mercoledì e giovedì prossimo, come dicevamo, l'Università di Padova e il Consorzio Prosecco Conegliano Valdobbiadene presenteranno gli studi per i primi 20 microinvasi delle colline UNESCO. C'è poi un articolo che riguarda sempre il cambiamento climatico e le temperature, in questo caso primi 2 mesi con 1,44 gradi in più al nord, in febbraio sul Veneto solo 3 mm di pioggia, un dato impressionante. Il 2023, come si legge, potrebbe rivelarsi l'anno più caldo di sempre, con 1,44 gradi sopra la media nel nord nei primi 2 mesi dell'anno. L'anomalia riguarda l'intera penisola, dove la temperatura è stata comunque superiore di 0,76 gradi nei primi 2 mesi dell'anno, e questi dati emergono dall'analisi della Coldiretti su dati ISAC CNR, che rileva le temperature in Italia dal 1800. Che evidenzia anche precipitazioni al di sotto della media nel primo bimestre dell'anno, dopo un 2022 in cui è caduto il 30% in meno di pioggia, e nel Veneto mediamente a febbraio sono caduti solo 3 mm di pioggia, in media ne cadono 60, quindi veramente un dato sconfortante e spaventoso. Vedremo quale sarà la decisione che prenderà il presidente del Veneto, che ovviamente poi andrà anche a ricadere sulla provincia di Belluno. I bacini d'acqua della montagna sono secchi, il problema è grosso. Andiamo avanti con la lettura, saltiamo le pagine che riguardano la regione e andiamo subito alle pagine di Belluno.
Nella prima di Belluno, siamo a pagina 14, si parla di fisco e territorio. Il titolone dice: Cortina passa all'incasso, record di tasse locali spinto da turismo e IMU. Nella Conca il dato pro capite più alto del Veneto, quasi 3.000 euro a residente, in provincia in posizione fiscale bassa, ai piani alti ci sono le località turistiche e c'è anche un'infografica, una tabella che riporta i dati comune, per chi volesse appunto approfondire questo articolo a firma di Alessia Forzin. Fondamentali per il funzionamento degli enti locali e per garantire i servizi ai cittadini, tasse e imposte rappresentano quasi un quarto delle entrate dei comuni italiani. Tengono in piedi i bilanci, ma di fatto consentono ai cittadini di avere le strade illuminate, pulite, i rifiuti raccolti, gli autobus, gli scuolabus, le mense scolastiche per i bambini e i ragazzi. L'analisi è stata effettuata da Open Policy utilizzando i dati dei bilanci consuntivi 2021 e permette di avere una fotografia di quanto incassano le città di tutta Italia. Subito una premessa, dice l'articolo: entrate maggiori o minori non implicano necessariamente una gestione positiva o negativa dei conti, anche perché i numeri dipendono da molteplici fattori. E l'analisi provinciale appunto evidenzia come in cima alla classifica ci siano tutte le località turistiche dove incidono l'IMU e l'imposta di soggiorno. Feltre è 42esima, Belluno 47esima con incassi fra i 362 e i 347 euro pro capite, bassi perché parametrati su una popolazione nettamente superiore a quella di gran parte della provincia di Belluno. E Cortina mette in fila mezza Italia, solo 8 regioni hanno picchi che superano la quota pro capite che si registra invece a Cortina d'Ampezzo. Il pieno lo fa la Valle d'Aosta, a Valturne, che piazza 9 comuni oltre la soglia dei 3.000 euro di entrate pro capite. Appunto, come dicevamo, Cortina ha un dato elevatissimo e si piazza appunto fra i primi, che nell'elenco delle entrate pro capite è 30esima su tutti i comuni d'Italia, con una cifra elevatissima che è di 5.842 euro, quindi un livello molto alto. C'è poi un'intervista al sindaco di Cortina, Lorenzi, che dice: entrate per finanziare servizi tarati su 50.000 abitanti. Il sindaco di Cortina: investiamo su scuola, RSA, sport e marketing. Val di Zoldo non applica l'IRPEF, ma siamo preoccupati per i rincari. C'è questo articolo sempre a firma di Alessia Forzin. Casa di riposo, scuola, servizi alla persona, impianti sportivi, promozione e marketing territoriali. Il comune di Cortina finanzia tutti questi servizi grazie al tesoretto di quasi 16 milioni di tasse e imposte che incassa annualmente. I dati sono riferiti al bilancio consuntivo del 2021 approvato lo scorso anno e quindi l'ultimo disponibile per Open Policy. Cortina è al vertice della classifica dei comuni che incassano di più, lo è a livello veneto provinciale, poco distante si colloca un'altra località turistica che è Val di Zoldo, settima a livello provinciale e 23esima in Veneto. Alpago, un altro approfondimento, chiede meno ai cittadini grazie ai contributi della fusione, tasse basse ma servizi garantiti. All'altro capo della classifica, che rivela quanto incassano i comuni da tasse e imposte, troviamo i territori del Feltrino, della Valbelluna e dell'Alpago. Sedico ad esempio incassa quasi 3 milioni di euro l'anno da IMU, IRPEF, Tari, imposta di soggiorno e diritti sulle affissioni pubblicitarie, ma avendo 10.000 abitanti significa 288,95 euro pro capite. In Alpago tassazione bassa ma servizi garantiti, ecco perché l'Alpago è negli ultimi posti della classifica, ma come si pagano i servizi? Grazie ai soldi che arrivano per aver fatto la fusione tra comuni, dice Alberto Peterle. Cambiamo argomento, andiamo a pagina 16 dove c'è un articolo che riguarda l'assemblea dei donatori di sangue e c'è il record di donazioni di sangue. La sezione di Belluno è in salute, i volontari sono 1.072 ma serve un ricambio per continuare a garantire il servizio, si legge nel titolo. Il 2002 è stato l'anno della rinascita per la BVS e per la sezione di Belluno dell'Associazione Volontari del Sangue. Non solo sono stati recuperati gran parte dei donatori perché persi durante la pandemia, ma è stato registrato anche il record di donazioni, ben 1.839, 5 in più rispetto al 2021, oltre 200 in più rispetto al 2020. Quindi numeri buoni, però la preoccupazione è quella del ricambio generazionale per riuscire a garantire il servizio, preoccupazione che si rileva ormai in tutti i settori.
In occasione dell'assemblea sono stati premiati anche i donatori assidui, il distintivo d'oro ad Harold e Tiazzoldi, per chi volesse approfondire l'articolo. Cambiamo ancora argomento, andiamo a pagina 17, si parla di un tema che è emerso nei giorni scorsi, c'è stata anche una conferenza stampa in provincia, cioè la possibilità di realizzare a Borca il villaggio olimpico, e c'è un'intervista a firma di Francesco Dalmas all'assessore alla protezione civile della regione del Veneto Giampaolo Bottacin, che dice: sull'ex villaggio Eni incombe la frana, sarebbe un azzardo riciclarlo per i giochi. Sono legittimi, dice Bottaccini, i tentativi del comune di Borca di recuperare il villaggio dell'Eni, ma il sito non è compatibile con la realizzazione degli alloggi olimpici, anzitutto per la storica frana di Borca. Lo dice appunto Bottaccin, premesso che il CIO aveva già da tempo bocciato l'idea di Borca e premesso che dal punto di vista logistico, vista la distanza da Cortina, questa non può dirsi la soluzione ottimale, va anche ricordato che la soluzione di individuare l'ex colonia Eni di Borca non consente di ospitare 1200 persone come richiesto, bisognerebbe costruire una parte di alloggi ex novo con relativi costi, e poi mette in evidenza le problematiche geologiche nella notte, ricordando che nella notte tra il 17 e il 18 luglio del 2009, sotto una pioggia torrenziale, un'impressionante colata di detriti si staccò dal versante sud-occidentale del monte Antelao che sovrasta l'abitato di Cancia, provocando il collasso e il crollo della vasca di contenimento, e dice appunto che c'è preoccupazione per ulteriori frane e incombe la frana, e quindi dice che sarebbe un azzardo, vedremo cosa accadrà. Andiamo a pagina 18, in questo caso siamo a Livinallongo, stop ai collegamenti sciistici, ambientalisti sul Col di Lana hanno protestato ieri dicendo che è necessario rispettare la montagna, come ha recitato lo striscione, e basta investire su nuovi impianti, dice Fabio Tullio di Legambiente, semmai riqualifichiamo l'esistente, razionalizzandolo, le risorse a disposizione impieghiamole piuttosto nell'adattamento al cambiamento climatico, trovando progressivamente alternative allo sci. E l'articolo è sempre di Francesco Dalmas. Si vede poi una foto con lo striscione: le cabinovie non sono mobilità sostenibili, uno dei cartelli trovati ieri sul Col di Lana. Alla manifestazione di protesta c'erano circa 80 ambientalisti che, muniti di scarponi, sci, ramponi, pelli di foca, sono partiti proprio dai piedi del castello per andare fin sulle trincee del Col di Lana a manifestare. A pagina 19, 2 milioni di sciate, la Val di Zoldo festeggia, in cantiere la nuova seggiovia delle coste. Questo articolo a firma di Stefano Vietina. Sciare tra il Permo e il Civetta, due fra le montagne più iconiche delle Dolomiti. Un tempo bastava questo ad attirare gli appassionati della pianura, oggi non più, dice Lorenzo Verardo, vicepresidente e amministratore delegato della società Funivie Val di Zoldo. Un buon panorama è necessario, noi per fortuna lo abbiamo, ma ci vuole anche una gestione imprenditoriale degli impianti di risalita, e ciò che rende competitiva un'area e garantisce continuità all'attività con ricadute positive per la comunità di riferimento. E ci sono i dati, 2 milioni di sciate, come dicevamo, la Val di Zoldo festeggia. Nella foto c'è il pelmo, la maestosità, tutta la maestosità del pelmo. Andiamo avanti, andiamo a leggere un articolo che riguarda il territorio feltrino. Si parla in questo caso di Seren del Grappa, biodiversità dal seme al piatto, decolla il progetto per la valle. È stata presentata l'iniziativa finanziata dal Fondo Habitat di Fondazione Cari Verona, obiettivi: catalogare le antiche varietà e valorizzarle attraverso la filiera virtuosa. L'articolo è di Giuseppe Gris. Il progetto Seren, la Valle della Biodiversità, finanziato dal Fondo Habitat di Fondazione Cari Verona, è pronto a decollare per creare una filiera delle produzioni agricole tradizionali che vada dal seme al piatto. Ad annunciarlo sono stati ieri le associazioni di sindaco di Seren del Grappa Dario Scopel a Pian della Chiesa. Il progetto impegnerà quasi 550.000 euro, 160.000 di confinanziamento da vari enti e 380.000 dalla fondazione. Una possibilità importante per tutta la valle, un progetto che parte dal basso, come ha sottolineato il sindaco Scopel. C'è una buona sinergia tra chi crede in questo territorio, in particolare grazie a Cesare Lasen per averci aiutato a pensare a scrivere il progetto. Il nostro è un habitat importante sul quale possiamo investire in questo progetto e fare grandi passi avanti. Passiamo quindi al Gazzettino e andiamo a leggere le notizie riportate sull'altro quotidiano
locale che dedica il titolo di apertura a una notizia che riguarda la cerimonia che si è tenuta ieri al Bosco delle Castagne, e riferita anche, collegata alla cerimonia Bosco delle Castagne. È una dichiarazione del presidente dell'Associazione Partigiani Sperandio che scalda il dibattito politico e dice: l'ANPI appunto conta più del PD, colmiamo un vuoto della sinistra. Ma andiamo a leggere quello che dice appunto. Scusate, sono stata buttata fuori, riprendiamo la nostra edizione del Gazzettino. Scusate, se mi date un attimo di tempo mi ricollego subito. Perdonate l'inghippo, non so per qual motivo sono risultata buttata fuori dal giornale. Andiamo subito all'edizione di Belluno, eccoci qui. Ecco qui, come dicevamo, l'ANPI ormai conta più del PD, si legge nel titolo, e all'interno c'è l'altro titolone e l'intervista al presidente dell'Associazione Partigiani Sperandio, che appunto scalda con questa dichiarazione il dibattito politico. Colmare quella parte di vuoto lasciato dai partiti di sinistra, tornando alla bellezza del dibattito aperto e pubblico, e inoltre chiamare alla corte i giovani che credono nell'antifascismo. Ad aver suonato le trombe in occasione dell'assemblea provinciale che si è tenuta alcuni giorni fa sono gli aderenti all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Nel luglio 45, al momento della fondazione del Comitato Provinciale di Belluno, se ne iscrissero 1000, oggi ad avere la tessera sono ovviamente molti meno. Tra gli storici sono rimasti a portare testimonianza 3 partigiani ultranovantenni, una staffetta e 2 internati nel campo di Bolzano. Comunque Sperandio fa notare come che attualmente ad avere la tessera dell'ANPI sono 500, che vuol dire tanti. Pensiamo che partiti strutturati come Lega o PD ne contano meno della metà. Parlando dell'assemblea provinciale che si è appena tenuta, dice che non solo partecipazione, manifestazione e promozione di eventi culturali, puntiamo ad unire le varie anime dell'antifascismo anche a fronte di uno spostamento a destra a livello di governo. Siamo nella situazione di dover supplire alla mancanza di luoghi, che fossero le sedi di partito o le sali parrocchiali, in cui si discute sulle questioni di attualità e ognuno può dire la sua. L'intervista di Daniela De Donà, che appunto ha intervistato Gino Sperandio. C'è poi un articolo di Von Toscani che titola così: gli operai di Safilo ci dicono che siamo lontani da loro. Sapete che cosa ci dicono quegli operai della Safilo, quelle 500 famiglie che stanno per perdere posto di lavoro? Pensate sempre ad altro, è quello che ha detto Roger Demenech parlando dal palco del centro congressi La Nuvola di Roma, dove si è tenuta la convention del Partito Democratico, e l'esponente veneto ha richiamato l'attenzione dei colleghi di partito su 3 questioni, avendo bene in mente la situazione del bellunese. L'esempio della nota industria è servito al Dem di casa per affrontare in modo concreto una delle difficoltà del PD, quello della comunicazione. Il nostro messaggio, ha detto Demenech, cioè la vocazione maggioritaria, non era l'illusione di avere il 51%, era la capacità di abbracciare una vasta area del centro-sinistra italiano e di convincerla della nostra proposta politica, e dice che servono proposte e radicamento sul territorio. Continuiamo con la lettura del Gazzettino e ci spostiamo alla manifestazione che si è svolta ieri in centro a Belluno. Oltre 3.000 con il vento tra capelli, un fiume rosa inondato ieri il centro, superando di molto le previsioni. Il comitato aveva previsto solo 2.400 maglie. La città ha dato il contributo per combattere il tumore al seno. I fondi raccolti vengono usati per macchinari di prevenzione. Stiamo parlando della grande manifestazione organizzata appunto dalle associazioni che si occupano della lotta contro il tumore al seno. L'articolo è di Silvano Cavalette. Un fiume rosa, come si diceva, in centro a Belluno per il vento tra i capelli, la pedonata non competitiva lungo le vie del centro, proposto dal comitato, e ieri ha richiamato circa 3.000 persone.
Fin dalla nascita l'evento aveva come obiettivo dichiarato quello di raccogliere fondi per sostenere il progetto che mira a rendere possibile l'acquisto di attrezzature avanzate per lo screening mammografico, attrezzature da donare a San Martino di Belluno. Poi l'ambito dell'intervento si è andato dilatando al punto che in termini di risorse raccolte si è arrivati a sfiorare quasi quota 400.000 euro e le apparecchiature donate hanno interessato anche altri campi della prevenzione. Ieri quindi un grandissimo successo per la manifestazione tenutisi in città. Spostiamoci a Feltri, servizio mensa esterno, famiglie tenute all'oscuro. Il gruppo di minoranza si fa portavoce del malcontento dei genitori per la scelta, falso dire che era previsto in delibera perché si parlava solo di rivedere le tariffe. L'articolo di Eleonora Scartonne: esprimiamo forte preoccupazione per quanto sta accadendo intorno alla questione dell'esternalizzazione del servizio mense, questo sia nel metodo che nel merito che nella gestione complessiva utilizzati dalla Giunta fusarono e portare avanti la fusione. Sono queste le prime dichiarazioni del gruppo Cittadinanza e Partecipazione di Feltre, che ha raccolto il malcontento dei genitori dei bambini che frequentano le scuole dell'infanzia di Mugnai, Villabruna e Vignui. La Giunta Fusaro ha infatti deciso di esternalizzare il servizio mensa di queste 3 scuole senza però informare le famiglie, le quali, quando ne sono venute a conoscenza, hanno avviato una petizione affinché i cuochi rimanessero nelle scuole. Un'altra notizia: lettera al prefetto, siamo in questo caso a Santo Stefano di Cadore, Piave Verde, fateci sapere quali rischi corriamo. L'articolo è di Von Toscani. Un assordante silenzio è calato sulla vicenda del Piave Verde, come molti ricorderanno. Il Piave si è colorato di verde, verde dal tritolo nei giorni scorsi. Ad una ventina di giorni dall'innaturale fenomeno che ha colorato le acque del fiume e a meno di una settimana dall'avvio della pesca sportiva nel bacino 1 del Comelico, regnano le incertezze. Sta tentando di far luce sulla nebbia che avvolge l'episodio la minoranza consigliare di Santo Stefano e ha scritto appunto al prefetto per chiedere lumi su quanto è accaduto. Non possiamo escludere il potenziale pericolo per la salute delle persone, data la presenza di predatori e di uccelli ittiofagi che si cibano della fauna ittica e della massa biotica, e considerato che l'ecosistema potrebbe aver subito danni diretti o indiretti. Quindi hanno scritto una lettera al prefetto per chiedere informazioni. Sempre dalla prima del Gazzettino, in questo caso una notizia che riguarda Borgo Valbelluna, promosso grande festa a Mel, stagione dominata e salto dalla prima alla promozione. E promozione sia, il Borgo Valbelluna vince il campionato con ben 4 giornate d'anticipo e può festeggiare il meritatissimo salto di categoria. Una straordinaria cavalcata cominciata all'indomani della sconfitta alla prima giornata sul campo di Barbisano, con una marcia da record fatta quasi esclusivamente di vittorie su vittorie. L'apoteosi ieri con il facile successo per 3-0 sul Cordignano, una delle poche squadre ad aver imposto il pareggio nel giro d'andata. Quindi una buonissima notizia per Borgo Valbelluna e quindi grande festa per il passaggio in promozione, per la promozione. Con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo puntuali domani alle 8:30, sempre sulle frequenze di Radio Piave e anche sul nostro sito internet, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Amico del Popolo. Grazie a tutti per l'ascolto, buona giornata, buona settimana e ci rivediamo prestissimo. Arrivederci.